Rende noto il consigliere regionale Dolfin, capo dipartimento pesca della Lega, Liga Veneta in Regione Veneto, che non appena riaprirà il FEAMP, il Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Acquacultura, lo strumento finanziario a sostegno del settore ittico, e arriverà la quota destinata in Veneto, si valuterà se realizzare un bando che possa coinvolgere i giovani imprenditori nel mondo della pesca. La Lega ha presentato infatti un progetto di legge per sostenere gli under 40 nel settore agricolo e si pensa di estenderlo nell'ittico, professioni entrambe dove manca il ricambio generazionale per mancanza di attrattività. Sono sempre meno i giovani che vogliono investire nella filiera ittica, con un ricambio generazionale difficile da attuare. L'Alleanza delle cooperative pesca e acquacultura lo ha già fatto presente, ricorda Dolfin. Noi condividiamo la richiesta e ci attiveremo affinché questa arrivi al presidente della Commissione Agricoltura, Mirko Carloni. Ora più che mai serve una legge che punti a sostenere gli under 40 nell'intraprendere l'attività ittica. Servono aiuti e misure concrete per sostenere il comparto, creando nuove opportunità lavorative che tutelino le nostre produzioni nazionali. Con la ripartizione del fondo FEAMPA si pensa di realizzare un bando regionale per sostenere i giovani della pesca, dando un aiuto agli imprenditori veneti che vorrebbero lavorare e investire nel settore ittico, portando avanti un mestiere di tradizioni che è tipico del nostro territorio e non deve essere perso. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.